eccoci qua in studio. Allora Alessandra, stavamo parlando di selezioni e andiamo a conoscere quindi bene Andrea Turchetto, che ha questo compito, non lo so, com'è questo compito in cui ti ci ritrovi? Sei anche allenatore. Certo. E come selezionatore? Allora, come selezionatore la difficoltà maggiore è quella di riuscire a monitorare più ragazzi possibile. Ovviamente l'attività a livello regionale che si sviluppa su annate dal 96 fino al 99, c'è un percorso di un certo tipo che è partito quest'anno, che sono i centri tecnici federali, si chiamano. Poi c'è un progetto per i ragazzi del 2000 che parteciperanno al Trofeo delle Regioni, che sarà dal 21 aprile al 26 di aprile. E poi invece c'è... Che si terrà dove? A Rimini. A Rimini. E invece poi c'è in ultima battuta, però questo qui è più a livello diciamo territoriale, qui a livello provinciale, il discorso delle selezioni provinciali, i 2001, e diciamo che con questo gruppo qui che è presente oggi il mio lavoro comincia dopo il Trofeo delle Province, perché di solito a fine giugno c'è il Trofeo Bulgheroni che si svolge a Bormio, è un trofeo tra regioni, c'è il Veneto, la Lombardia quasi sempre, l'Emilia Romagna, poi un po'. Queste immagini che stiamo vedendo, tu sai dirmi che immagini sono? Non le sai commentare un attimino? Non so se mi hanno già mandato... Questo è lo Star Game di Under 19 dell'anno scorso, quello della provincia di Padova. Quindi immagini sempre di basket. Abbiamo anche delle immagini di foto, no? Anche da poter utilizzare. Io alla regia chiedo se invece magari mi manda il video, quello proprio del Trofeo delle Province, mentre noi parliamo, così poi possiamo anche commentarlo e andare a conoscere qualche ragazzo. Allora niente, il Trofeo delle Province è questo, diciamo così, primo appuntamento dove la categoria 2001 comincia ad approcciarsi con quello che sarà per alcuni un percorso che poi continuerà, per altri si ferma e niente. L'appuntamento del Trofeo delle Province, tutte le province si sfidano, ci sono delle partite, ci sono fatti dei gironi, ma al di là, diciamo, dell'aspetto agonistico, quello che serve a me in funzione di RTT è quello di cercare di individuare per ogni provincia quelli che possono essere, diciamo così, i ragazzini più interessanti, non più bravi o meno bravi, quelli su cui si può pensare che nel giro di 3, 4, 5, 6 anni di settore giovanile possano inserirsi. Questi ragazzi hanno già abbastanza scelto il basket come sport, secondo te? Secondo me non ancora, ci sono troppe variabili. Però il fatto magari di essere stati selezionati, questo può incentivare un pochino di più? Può essere uno stimolo, però ci sono anche tanti ragazzi che magari sono stati selezionati, fanno molto bene, 13-14, arrivano a 16 anni che diciamo è un primo step critico e magari si stufano perché hanno avuto troppe pressioni o anche impegni magari scolastici o altri impegni che possono influire. Extra e quindi magari sai. Non hai un ruolo facile, anzi abbastanza delicato forse. Sì. E vediamo chi invece ha la responsabilità di tenerli Chi li ha allenati anche queste due vivaci, questi ragazzi. Femminile, maschile e femminile. Maschile, infatti. Allora, Nicola Invimbo, il tuo ruolo allora è l'allenatore di questa selezione di questi ragazzi, però tu vieni dal basket. La selezione avviene, anche se poi noi preferiamo chiamarla rappresentativa, perché poi, almeno poi nel caso specifico della rappresentativa di Padova, è veramente una rappresentativa di tutto il territorio, nel senso che non ci sono una predominanza di appartenenza dei ragazzini a una sola società, quindi veramente si rappresenta tutto il territorio. Ci sono degli incontri iniziali suddivisi per zona di Padova in cui vengono visti tutti i ragazzi, che comunque costituisce un primo momento in cui i ragazzi possono avere un'esperienza di crescita, anche perché spesso i loro allenatori sono quelli che li mandano in questo primo step provinciale, quindi può essere visto anche come un premio per i ragazzini che si sono impegnati di più. Hai contatti con i loro allenatori, cioè di scambiare informazioni? Quando abbiamo questo ruolo cerchiamo sempre di avere il più possibile il contatto con gli allenatori delle varie squadre, li consultiamo sia durante i primi incontri che durante gli allenamenti, perché poi il nostro ruolo non è quello di allenare i ragazzini che sono allenati nelle loro... Sono le immagini di Verona queste? Questi sono i vari campi che c'erano allestiti in Fiera Verona, questo è uno dei campi. Diciamo. E forse è proprio la selezione femminile in campo in questo momento. L'abbiamo trovata, grazie. Sì, eccole qua. E quindi poi si procede di fatto a un restringimento del numero fino a che non arrivano fuori i 18 ragazzi che compongono la rosa e che vanno a fare appunto il Trofeo delle Province, che costituisce veramente una bella opportunità di crescita e di confronto. Bene, Matteo Bassani, invece tu segui le ragazze. Femminile.
Sì. Com'è questo compito? Tutte queste ragazzine Hai di 13 anni esperienza non... Io no, in effetti è la prima esperienza dal lato femminile, perché io alleno sempre, ho Ragazzi. sempre allenato esatto, i ragazzi. Com'è stata? È stata una bella esperienza, nel senso che le ragazze sono molto partecipi, si vede veramente l'impegno nelle partite. E Però questa la è una gestione bellissima magari cosa. fuori è stata più difficoltosa oppure no? Ti chiedo perché appunto essendo sì, stata sì, anche sì, la sì, prima sì. volta, le difficoltà magari che puoi aver trovato, non lo so, Beh sì, rispetto ai maschietti magari sono un po' più, un po' più vivaci. come dire, un po' più vivaci, esatto, quindi Però forse più disciplinate contenerle però in campo. in campo invece è tutta un'altra cosa. Fanno anche tanto gruppetto. Ascoltano l'ho visto molto e prima. si impegnano molto. Abbiamo un microfono, ragazzi, chi è che mi racconta qualcosa? Com'è questo vostro allenatore? Tu che hai voglia di parlare, ti vedo. Ci dici Come il ti tuo chiami? nome e anche la società di appartenenza. Gaia Paggiaro e mi alleno col Terassa e abbiamo giocato col Padova a Verona domenica scorsa, è stata una bella esperienza. Ma com'è Matteo? Vi spiega cose nuove, vi dà qualche indicazione? Vito che parla però, queste ragazze, vedi? Brava, sei la portavoce perché vedo che... Chi è la capitana lì tra voi? C'è C'è sicuramente una la specie figura. di capitana qua? No. Allora, stai dicendo, scusami, cioè vi dà consigli, qualcosa? Sì, Serve? abbiamo fatto 2 allenamenti con Matteo, anche altri, solo che c'era presente anche Alberto. E l'ultimo allenamento c'era solo Matteo, ci ha dato consigli su quando passarla oppure entrare o tirare in presenza della difesa. E Insomma, fa un buon lavoro, Sì. siamo soddisfatti. Sì. Facciamogli un applauso allora, dai. Non parlare di difesa. Andiamo a conoscerle, visto che hai a questo iniziato. punto io ho Vediamo cominciato. in fianco a Gaia, prendiamo il microfono in mano così mi dite il vostro nome e la società di No, ma appartenenza. aspetta che li chiamiamo meglio, perché chiamiamo? sennò ci vuole mezz'ora Allora su tante. partiamo da Alice Prappaiola, partiamo dalle ragazze, ormai sono partiti con Va le bene, ragazze. no, lascia giù il microfono e Prendi il fate microfono. solo un cenno così la regia Allora vi abbiamo inquadra. Alice Prappaiola, Vai con l'applauso, Alice Parpaiola. Francesca Basket Borra, Union Vigonza. sempre del Pallacanestro Montegrotto, Francesca Borra. Eccola lì, un bel applauso. Basket Rosa abbiamo Giulia Manoli, Gaia Paggiaro e anche Anica Raccanello. Giorgia Pandini non c'è? Eccola là, Giorgia Pandini. Non so, chiedo scusa Giorgia. Poi pure continui. Poi Abbiamo, mi sono persa, Pallacanestro Sofia, Gatta... l'abbiamo chiamata Sofia. No, Sofia Pallacanestro Guenova. Gatta Melata, dov'è? Eccola Sofia, un applauso anche a lei. Chiara Meroi del Terma Labano, in alto. Marta Vianello, sempre Basket Rosa. Sofia Bresciani, Pallacanestro Montegrotto. E Poi abbiamo con le parlato ragazze. di Vigo d'Arzere, Penelope Masoc. Eccola lì. Bene, allora queste sono le nostre ragazze. Facciamo Il un giro nostro anche futuro. con i Con i ragazzi. Allora partiamo dalla destra, da questi tutti Francesco belli, Antonio. questi sono tutti voi proprio tutti con queste belle divise che colorate, diciamo nere e viola. I maschi sono in nero con Francesco Tognon, Virtus Padova. Bravo Francesco. Edoardo Pollis, sempre Virtus. Alessandro Giosmin, sempre Virtus. Andiamo a Monselice con Giovanni Ceccato. Marco Ferro, Piovese, pallacanestro Piovese. Matteo Andreazza, pallacanestro Dese. Sempre del Dese, Luca Dallan. Luca Bano, Union Vigonza. Sebastiano Sumiti, basket Roncaglia. E poi abbiamo Gianmarco Nicolè. Ce li abbiamo questi altri? Li abbiamo basta, saltati, credo ma che ne li avevamo abbiamo. qualche. Però insomma abbiamo sentito i nomi anche delle società, come ci dicevate, vengono un po' Prende tutta da la tutta la provincia di provincia. Padova. Quindi vediamo che la provincia è anche bella ricca, insomma, di società, Roberto. Ce ne sono... quante- Abbiamo circa un'ottantina di società che non operano sono poche. nel territorio, no, diciamo che siamo una delle province con il maggior numero di società che operano, quindi direi che il territorio è assolutamente rappresentato appunto da queste rappresentative che non sono proprio delle selezioni ma sono delle rappresentative del nostro territorio. Di queste 80 società più o meno la metà hanno anche attività giovanile e questi ragazzi sono appunto frutto dell'attività giovanile di queste società.
E infatti a livello promozionale voi come federazione state portando avanti un percorso che si concluderà, cioè non si concluderà, inizierà, perché mi stai dicendo forse la prima tappa a giugno. Sì, a livello promozionale siamo veramente lanciati, quest'estate sarà ricca di appuntamenti. L'1 e 2 giugno saremo in Prato della Valle ospiti del CONI provinciale con Tutto Sport in Prato. Qui vediamo delle immagini di questa è l'edizione dello scorso anno. Noi saremo lì presenti in Prato della Valle con un mini basket in tour, sono 5 tappe in tutta Italia, siamo riusciti a portare una di queste tappe appunto in Prato della Valle in occasione di Tutto Sport. Ci saranno gare di categorie mini basket, aquilotti e quant'altro. Saranno 1 o 2 giorni di manifestazione dal mattina fino al tardo pomeriggio. Occuperemo più o meno gli stessi spazi dell'anno scorso, quindi si può vedere che è il lato di Santa Giustina, Lobo Santa Giustina, dove verranno allestiti un buon numero di campi con i nostri gonfiabili e la presenza anche di un po' di personaggi della Walt Disney che faranno da contorno al tutto. Che saranno, penso, itineranti su tutto questo tour, penso, questi personaggi Walt Disney, o solo l'esclusiva di Padova? No, sono itineranti per tutto il tour. Per cercare anche di invogliare un pochino di più questi ragazzini. D'altronde c'è questo richiamo, insomma, l'aspetto. Questo è per l'attività di mini basket. Poi dal 28 giugno al 5 luglio è un momento importante per tutta la regione. Padova avrà l'onore di poter ospitare le finali nazionali Under 15 maschili. Dove saranno? Queste finali si disputeranno in fiera. Il luogo della fiera è stato scelto appunto per essere il più possibile promozionale, perché all'interno di questo evento che farà da cornice ci saranno una serie di eventi collaterali, quali tornei 3 contro 3, convegni, corsi arbitri, cliniche per gli allenatori e una serie di eventi collaterali che farà muovere tutto lo sport padovano e veneto. Come è successo anche in Fiera a Verona, perché nei giorni precedenti c'è stato anche l'allenatore della nazionale a Verona, ho letto, Pianigiani. Sì, Pianigiani è stato ospite delle giornate azzurre a Verona. Noi faremo un'attività un po' diversa, perché le finali nazionali sarà da ospitare 16 squadre da tutta Italia che verranno qui per una settimana e disputeranno gare praticamente tutti i giorni per la conquista dello scudetto di categoria. Questi sono ragazzi che fanno parte, quasi la totalità della nazionale italiana è lì rappresentata, Under 15 sempre, e sarà un momento importante per la pallacanestro veneta e padovana nel particolare, per far vedere e promuovere la nostra attività. E promuovere anche la nostra città, perché come direbbe il nostro Presidente Bardelli, è un momento anche in cui sono il turismo, l'economia, tutta una serie di altri fattori. La città e l'intera regione sarà assolutamente promossa da questo evento, che è importante anche dal punto di vista di presenze sul territorio e promozionale al massimo. Uno degli impegni importanti del CONI regionale del Veneto è proprio quello della promozione del territorio, perché il Veneto ha delle realtà straordinarie, ha delle società di dirigenti straordinari, atleti, insomma, quindi è un'occasione anche per fare questo turismo sportivo, spostandoci e conoscendo anche le varie realtà. A proposito di turismo sportivo, noi a Abano Terni abbiamo delle grandi realtà legate al termalismo, abbiamo il Columbus, che è il nostro partner televisivo. Se ci preparano il jingle, allora, regia, non è che avete voglia di mandare il jingle, che proviamo a fare questo giochino in cui assegniamo dei biglietti gratuiti di ingresso al Columbus. Eccoci qua, allora io ho 4 bei biglietti di ingresso al Columbus, è un gioco che facciamo internos nel nostro studio, perché gli anni scorsi lo facevamo a casa, poi era complicato l'assegnazione, però siccome noi vogliamo che i nostri ragazzi abbiano un momento anche di relax dopo un allenamento, una partita. Dopo magari ne parliamo anche no? Degli aspetti preparatori, il fisico. Infatti può essere anche usata. Allora rivolto a questa parte di qua, però se anche voi sapete rispondere ce lo dite, poi ecco. Noi guarderemo, tu guarda i 2 ragazze. Io guardo le ragazze che alzano la mano. Primi che alzano la mano a discrezione dei conduttori. Primo che dovete alzare la mano e non dare la risposta. Se no non riusciamo.
Allora, chi indovina quale sarà la domanda che faccio? Dai, lo sapete? Vediamo. Bravo, un applauso! Allora, quante calcio? Allora, tu l'hai già visto? 2 maschi. Quei 2 hanno il premio. Dobbiamo dargli il microfono, però lo facciamo. No, ma lo facciamo venire qua. Lo facciamo allora, venire tu qua. e lui nell'angolo, venite qua. Dalle femmine, le 2 in alto? Quanti sono? Tu che hai guardato le ragazze? Mi hanno alzato la mano subito. Comunque Allora, le 2 prendi il microfono, ragazze, destra e sinistra, non quella con la maglietta verde, ma le altre 2. Le altre 2. Le altre 2. Allora, intanto voi presentatevi, come ti chiami? Matteo Questo è un microfono, serve per parlarci dentro. Matteo Andreazza. Bravo, un applauso a Matteo che viene qua a parlare. E tu? Sumiti Sebastiano. Allora, non si è capito bene la domanda, ma qual era la domanda che vi avrei fatto? Quanto è alto? Il canestro di E la risposta? 305. Sì, perché bisogna essere sana. È giusto? Bravo, allora avete vinto il premio. Vi do questi 2 biglietti d'ingresso. Anche le ragazze, se vogliono venire qui, Date il microfono alle ragazze. vediamo se si avvicinano. Ne ho 2 sempre bene, ogni volta vorrei averne 15 biglietti, ragazzi. Prego, venite qua. Allora, nome, come ti chiami? Io mi chiamo Penelope. Penelope, eri un po' preoccupata perché non avevi la divisa, però sta bene lo stesso anche col verde, dona anche lei. E tu? Chiara Meroi. Quant'è alto sto canestro? 305. Anche per voi, anche per le donne, tutto uguale. Non c'è differenza Vedi che qua in questo non c'è, sport. non c'è differenza. No. Solo nel pallone. Solo nel pallone. Peso e dimensione? La prossima volta chiediamo Il pallone quanto. per i maschi è il numero 7, per le ragazze dagli under 14 è il numero 6, per loro è ancora il numero 5, quello da mini basket. E quanti spicchi ha un pallone da basket? Va bene, facciamo un applauso anche a loro perché non è facile. Vieni qua a te, questo è un biglietto d'ingresso, mettete giù il microfono, alle piscine termali Columbus di Abano Terme, dove abbiamo gioito, nuotato, cascate d'acqua, bellissime, ci divertiamo. Alessandra, con me, la regia No, ci sta possiamo seguendo? continuare ancora, mi lasciano tranquilla, non mi danno comunicazioni. Allora, io ti interrompo. ho Cos'hai le ancora? mie curiosità, devo sempre ricordarmi i nomi, perché non mi ricordo neanche il mio a volte, quindi devo andarmi a cercare sempre i nomi. Facciamo ecco. un'altra domanda, Valentina, dopo diamo la Valentina. Valentina. Non ti dimentichi il nome di Valentina, come fai? Lo so, è un brutto segno. Allora, Valentina, tu che sei un atleta attualmente come gli altri, ma insomma, ecco, qual è un po' la tua disciplina nell'alimentazione, nell'allenamento? Cioè, cosa fai? Forse è qualcosa che anche i ragazzi possono, così, conoscere meglio con l'esperienza di un atleta. Allora, da giocatrice ovviamente il fisico è il nostro mezzo, quindi l'alimentazione è molto importante. Poi ognuno ha le sue colazione, pranzo, merende, poi per l'alimentazione della domenica, della partita, magari varia, ognuno ha... Ecco, ma diamo qualche esempio. Tu lavori, fai questo, sei professionista, No, sì. quindi tu fai questo, quindi la tua giornata è impostata sulla tua attività sportiva. Sì. Ci racconti velocemente una giornata normale e una giornata tipo di gara? Beh, noi ci alleniamo 2 volte al giorno, quindi tutti i giorni della settimana tranne il lunedì. Colazione Quanto abbondante. tempo vi allenate? Quante ore? 2 ore di allenamento. Quindi devi arrivare già, insomma, con le energie giuste. Quindi colazione? Colazione non proprio prima di iniziare l'allenamento, poi abbiamo 2 ore piene, la pausa, pranzo solitamente. Cosa primo si mangia a pomeriggio. pranzo? Qual è un cibo, insomma, una Ma poi dieta lì che va dipende bene? sempre da persona a persona, non è che abbiamo... Cioè, una bella pasta asciutta va bene, per intenderci. A me va benissimo. Sì. Quindi carboidrati. Carboidrati io li mangio prima a pranzo, mai a Sì, cena. bene. Però anche lì dipende sempre dalla persona. Ma questo lo Uno- decidi tu oppure voi nella vostra società Avete o comunque nella qualcuno tua... che vi Esatto, segue, avete... infatti. C'è vi chi ci segue, ma alla fine ognuno sente il proprio fisico di cosa Sarà ha un bisogno. poco che vi segue. No, no, Ah, no, no, no. c'è uno bravo. Sì. dai, Sì, sì, facciamo tutte le visite all'inizio dell'anno e ci dà dei consigli e delle indicazioni, poi ognuno appunto prende ciò di cui ha bisogno, non è obbligatorio niente, non è una Però è cosa... importante Però è importante. una buona infatti. alimentazione fatta... Ha come su ogni cosa. Beh, Noi dovrebbe magari essere un per po' di tutti, più anche perché... nella vita normale di chi non è Certo. sportivo o che non fa sport, ma insomma è importante Sì. l'alimentazione. Ragazzi, quindi importante questa cosa dell'alimentazione perché saranno le cose che si troveranno poi man mano che crescete, è vero, i nostri tecnici che A dover affrontare sono magari anche qualche atleti. problematica.
importante. Voi avete qualche cosa da integrare su questo discorso? Non so, Andrea, la tua alimentazione, 12 uova, 12 uova sode? la mattina, No. Ma io dai ricordi che ho, sì, adesso diamo i consigli per l'acquisto perché la Vai. legge che continua, comunque dai ricordi che ho, Andrea, anzi, mangi. sì, mangio. Perché è stato mio collega, per quello ci conosciamo, per quello dico questa cosa. Sì, soprattutto se si fa palestra bisogna integrare con abbastanza proteine, quindi Cioè si spendono carne, l'energia ma bisogna integrare esatto, con quelle, con quelle diciamo, perse. quelle giuste, le sostanze giuste. Linea Facciamo? alla regia per la pubblicità. Bene, grazie.